c'è un numero importante di insegnanti, cioè di persone, di operatori della scuola che hanno rifiutato. Mi risulta che persino che presi. Per adesso, per quelli che abbiamo contattato, circa un terzo ha detto di no. E qualcuno potrebbe averlo fatto anche perché è ancora in vacanza. È una risposta tiepida quella del personale della scuola padovano chiamato su base volontaria a sottoporsi ai test sierologici in vista dell'inizio dell'anno scolastico. Il dato arriva dai medici di famiglia che hanno aderito alla campagna e si sono messi a disposizione per effettuare lo screening nei propri ambulatori. Non sono mancati insegnanti, presidi e personale ATA che, contattati al telefono dal proprio medico, abbiano detto no. Ritengo che questa parte della società, questa professione sia una professione culturalmente elevata che quindi senta la sensibilità di questa cosa. E invece prevalgono atteggiamenti, o in queste persone prevalgono atteggiamenti di diffidenza. Rifiutare il test sierologico dei responsabili, dice Crisarà. L'emergenza sanitaria non è finita e non possiamo mettere a rischio il ritorno in classe degli alunni. Qui si sta cercando di mettere insieme due diritti fondamentali dei cittadini, che sono il diritto all'istruzione e il diritto alla salute. Ognuno di noi fa il suo lavoro e ha degli obblighi. L'obbligo degli insegnanti è, oltre quello di insegnare, oltre alla loro materia, insegnare anche l'essere parte di una società civile. L'essere parte di una società civile significa che l'interesse collettivo deve prevalere sull'interesse dell'individuo.